tocca un ebreo è come se toccasse uno di noi. È lo slogan lanciato dal governatore del Veneto Luca Zaia, che sarà presente come tutti gli anni in Ghetto Ebraico a Venezia per le celebrazioni dedicate al Giorno della Memoria. Una giornata che sarà blindata, visto gli ultimi fatti drammatici di Parigi che hanno ulteriormente alzato l'attenzione su una comunità che è stata ed è oggetto di persecuzioni, di episodi e atti contro di lei e la sua cultura. Ricordo che i fatti di Parigi non sono assolutamente irrilevanti sotto questo profilo, c'è una recrudescenza di guerra, di battaglie, di antisemitismo che dobbiamo assolutamente evidenziare. Forze dell'ordine a sorvegliare che la cerimonia si svolga con tranquillità e controllare che tra gli invitati e qualche curioso non ci siano persone pericolose. C'è timore, gli episodi di falsi allarmi bomba non fanno che alzare l'asticella della tensione in una giornata, quella della memoria, che dovrebbe far capire alle nuove generazioni quello che è stato il dramma di un intero popolo, un dolore e una barbarie che non si dovrebbe più rivivere, che invece il terrorismo sta portando vicino a noi con filmati crudeli di barbare uccisioni, con gli attentati a poca distanza dal nostro paese.